Dopo le polemiche per il suo stipendio quasi identico a quello del sindaco, ora il portavoce di Sergio Giordani, Massimo Bettina, è riuscito pure a posizionare nel consiglio di amministrazione di Era, la grande multi-utility di cui il comune di Padova è entrato come azionista dopo la fusione con Acegas APS, anche un esponente a lui vicino. Fino all'ultimo, infatti, il toto nomine per la poltrona nella partecipata dava in pole position il manager Gabriele Dal Torchio, che però alla fine è stato scalzato da Alessandro Melcarne, economista dell'Università di Nanterre, molto vicino appunto a Massimo Bettin. Nel valzer delle nomine ufficializzate pochi giorni fa da Palazzo Moroni, poche sorprese anche per le presidenze delle altre partecipate. Molti gli esponenti che si sono visti durante la campagna elettorale sostenere il ticket Giordani-Lorenzoni. Ad Andrea Ragona, già leader di Lega Ambiente e vicino a Coalizione Civica, è andata la presidenza di Bus Italia Veneto. Antonino Pipitone dell'IDV, che aveva sostenuto Giordani con la lista Padova Bene Comune, è stato designato nel CDA di Fiera Immobiliare.